È stato rintracciato dalla Polizia di Stato a Londra l'uomo latitante da oltre un anno colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma nel novembre del 2024 per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'arresto segue ad un'attività investigativa coordinata dai magistrati della DDA di Roma e condotta dagli investigatori della squadra mobile Capitolina, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagato avrebbe rivestito la funzione di vertice, promotore, organizzatore e finanziatore, insieme al fratello, di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti su larga scala. Con un profilo imprenditoriale, il latitante acquistava con continuità la droga da smerciare destinata alla successiva emissione sul mercato al dettaglio, trattenendole direttamente, ovvero per il tramite di soggetti interposti e curandone le fasi di lavorazione, del taglio e del confezionamento in dosi. L'organizzazione, avviata nell'ottobre del 2019 e gestita in-house dai due fratelli ristretti in regime di detenzione domiciliare, era strutturata anche in funzione del recupero dei crediti maturati nei confronti degli acquirenti, attuato con metodi violenti ed estorsivi. Secondo quanto ricostruito, in soli 2 mesi, tra febbraio e marzo del 2019, l'organizzazione avrebbe concluso circa 2000 cessioni di cocaina. Le attività investigative hanno permesso di localizzare l'uomo a Londra con la contestuale emissione del mandato di arresto. L'uomo è stato sorpreso ed arrestato dal personale dell'NCA Extradition Unit insieme agli investigatori della squadra mobile Capitolina a Londra, nel quartiere di Battersea, dove si era rifugiato sotto falso nome.